Ragazzi pronti? Allora, 3, 2, 1, giurati, voti dall'1 al 10. Questo è il momento del talento e della presentazione. Con il numero 1, Sara Pittolo, 19 anni, 1,65 m, arriva da Motta di Livenza, in provincia di Treviso, è del segno dello Scorpione. Eccoti qua, la numero 1 rompe sempre il ghiaccio per tutte le altre. Ecco, ti è mai capitato di uscire sempre per prima? Sempre? E com'è il primo scalino del palco? Vai, vai, parla, si sente. I ragazzi, il microfono, scusate. Grazie, vai. Diciamo che devo sempre rompere il ghiaccio. Sì. Ti descrivi a questo pubblico? Allora, ti descrivo di Sara, però di tutti i sentimenti. Ah, bene, bene. Io so che poi hai preparato un monologo, perché a te piace recitare. Quindi allora io ti metto la tua musichetta e ti lascio recitare. Lo sai a memoria? Che brava, vieni qui nel centro del palco, musichetta e vai! A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si mette in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo, ce l'hanno data intorno a tutti noi, ce l'hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. Molti di noi lo abbiamo nascosto quando eravamo piccoli e non sappiamo più dove l'abbiamo messo. Guardate nei cassetti, negli scaffali, negli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i comodini, i cassetti e vedete che esce la felicità, c'è la felicità. Molti si dimenticano di lei, ma noi ci dobbiamo ricordare di lei. Grazie Sara, complimenti. Grazie. Ma l'hai scritta tu o l'aveva scritta qualcun altro? No, questa è la ecco, infatti mi sembrava di averla già sentita. Bravo Benigni. Allora, ti abbiamo descritta, tu che sport fai? Hai detto, ho sentito prima che hai fatto varie gare. Sì, adesso sei istruttrice di moto. Ah, bene. Qua servono sempre in spiaggia anche dei bagnini, delle bagnine, poi meglio così. Sei pronta per la sfida di questa sera? Sì. E allora in bocca al lupo e preparati perché ne vedremo delle belle. Grazie mille. Grazie Sara. Numero 2, un'altra Sara. Sara Fasi, 21 anni, 1,65 m, arriva da Conegliano, del segno del Cancro. Allora, Sara, ben arrivata. Ciao a tutti. Questa sera abbiamo un problema con i microfoni. Se la nostra regia non sta attenta, gli metto le bende sugli occhi perché si distraggono dietro le quinte. Guardano tutte le modelle, hai capito? Allora, Sara, cosa fai nella vita? Sono tutte bellissime. Cosa fai nella vita? Studio, sono una studentessa di terapia occupazionale a Conegliano. Ok. E Da grande vorresti? diventare una Ah, bene. Ma qui dietro vediamo invece che stai facendo un nuoto sincronizzato. È la tua passione? Sì, è stato il mio sport da quando ero veramente piccola, ho iniziato con 6 anni e per motivi un po' personali direi circa 2 anni fa Però ti è rimasto nel cuore. Sì, è il mio sfogo. Ah, beh, importante. Come ti descrivi a questa giuria? Sono un po' complicata. Ah, beh, vabbè. I miei genitori possono confermare Dove che sono i genitori? È complicata, Sara? Un pochettino, E poi? Sono un po' lunatica, permalosa. Ah, beh, sono tutti aggettivi top, insomma. No, però so essere anche solare. Ah, bene, ci fa piacere. Allora, prendi questo spritz di solare
scolarità, in bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Senti. Grazie. Numero 3, Alice Radicini, 22 anni, 1,68 m, arriva da Santa Lucia di Piave del segno del Capricorno. Ecco a te la parola, cosa Buonasera. fai nella vita? Io sono una studentessa di infermieristica clinica a Padova. E da grande vorresti? Fare la nutrizionista. Oh che bello, beh sei diciamo nel posto giusto al momento giusto. Allora io vedo qui che ci hai portato questa sera un canto, Sì, io canto, prendo lezioni di canto da 6 anni ok? e stasera vi canterò una canzone degli Scorpion. Ah bene, con la base, a cappella? A cappella. Allora devi vestirti anche, Sì. so che devi Sì, mettere sì, qualcosa. sì. Allora vai veloce, Grazie. preparati. Alice ci sei? Sei pronta? Eccoti, allora andiamo con la base. Vieni qui, vai! Senza base. Senza base, allora scusami, senza base, perdonami. Vai! Love, only love can breathe it with love someday. I will be there. I will be there. Here we go again, all the way from the start. I would try to change feels that kill our love, but it's pure, so strong that I can't get through. Is there really no chance to start Grazie, once Alice. again? Bravissima, complimenti e buona continuazione anche a te. Proseguiamo con la numero 4, Virginia Poppi, 17 anni, 1,68 m, arriva da Padova del segno della bilancia. Ben arrivata Virginia, eccoti qua, cosa fai nella vita? Io nella vita mi sono appena diplomata come estetista e sono specializzata come onicotecnica, per cui faccio le unghie Ah, che bello! e mi piacerebbe tantissimo truccare. per Infatti le vedo sfilate. che qui dietro hai portato il tuo talento che è proprio quello della truccatrice, quindi Esatto. vorresti diventare Una make-up artist, Beh, però è bello bravissima. anche stare sul palco, no? Sì, mi piace tantissimo. Come ti descrivi a questa giuria? Allora, sono una persona estroversa, solare e un po' permalosa, devo Vabbè, dire. ogni sì. tanto ci sta. Vabbè, dai. Sei pronta per le seconde uscite? Certo, prontissima. E allora in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Crepi. Grazie Virginia. La numero 5 giurati nella vostra cartellina è eliminata perché non c'è questa sera, si è ritirata prima di iniziare, quindi tirate una linea sulla numero 5. Proseguiamo con la numero 6, Agata Bedin, 16 anni, 1,70 m, arriva da San Donà di Piave dello Scorpione. Ben arrivata Agata, Grazie mille, buonasera a tutti. cosa fai nella vita? Io studio al liceo classico Eugenio Montale Sandra di Piave. E da grande vorresti? Diventare criminologa. Criminologa, wow! Assolutamente sì. Io vedo però che qui fai anche un workout, un'esibizione di workout. Cioè io- che fai? Ed è un anno e mezzo che vado in palestra. Ok? E volevo dare un consiglio a tutte le donne o anche agli Sì. uomini. Tre
3 semplici esercizi da fare anche Ah, a casa. dai, facciamoli subito. Vuoi il microfono così li spieghi? Signore, attenzione che qui da domani diventiamo delle top model con gli esercizi di Agata. Vai Agata. Allora, per allenare la parte lower del corpo, 3 esercizi fondamentali sono l'affondo, che può essere sia camminato o Ok. sul posto. Ok. Secondo esercizio è lo squat classico, dove i piedi vanno oltre le spalle e per scendere le ginocchia non devono andare oltre la punta dei piedi, se no si potrebbe creare dei problemi lungo la spina dorsale. Signore, ha preso nota? Ok. Mentre il terzo esercizio è una variante dello squat, dove prima di eseguire lo squat si fa un piccolo saltello per dare uno slancio e tonificare di più Agata, il sono gluteo. già stanca solo a sentire parlare degli esercizi. No, sto scherzando. Sei stata bravissima. Signore, prendete appunti che domani vi scrivono i social e voglio vedere se avete fatto giusto. Bene. Come ti descrivi a questa giuria? Sono determinata assolutamente, solare, mi descrivo, e una persona che piace essere al centro dell'attenzione. Non so se sia brava. un pregio o un difetto. Ma guarda, è un pregio perché ce l'ho anch'io, quindi è per forza un posto. pregio. Grazie Agata e buona continuazione. Numero 7, Silvia Zecchin, 19 anni, 1,70 m, Novalesa, in provincia di Venezia, nel Sagittario. È arrivata Silvia. Cosa fai nella vita? Studio scienze politiche a Padova. Ok, e da grande vorresti? Allora, mi piacerebbe insegnare una delle materie giuridiche, Ok. oppure vorrei diventare un insegnante di ginnastica ritmica. Infatti io vedo che qui fai, cioè tu mi passi allora da diventare giudice, da insegnare a fare ginnastica ritmica, cioè sono gli opposti. Sì, esatto. Ok, hai preparato un'esibizione? Sì. Che musica mettiamo? Ho la traccia. Hai la traccia? DJ, ce l'abbiamo la traccia? Non abbiamo la traccia. Vabbè, no, allora, che mettiamo una musica... Sì, è lo stesso. va Metti benissimo. una musica a caso. Questa può andare bene? Sì, Ti devi vestire. Vai, allora veloce Silvia. Vediamo se Silvia è pronta. Silvia, ci sei? Eccola qui, vai con una base. C'è la sua? Hai visto Silvia che culo? È ritornata la tua base. Basta chiederla e arriva. Vai cara. Brava Silvia! Complimenti, sei soddisfatta? Dai. E allora in bocca al lupo e ti vediamo Certo, più grazie. tardi. Buona continuazione. Numero 8, Anais Naccari, 17 anni, 1,70 m, da Caorle, del segno del Capricorno. Anais, vieni cara! Come va quest'anno? Noi ci conosciamo perché insomma hai già partecipato varie volte al concorso. Perché ripartire sempre? Ti piace? Sì, perché appunto mi piace questo mondo e vorrei appunto riuscire a arrivare a un certo punto e quindi cioè, entrare di più in questo mondo. Bene, allora, cosa devi convincere la giuria? 3 aggettivi per portarti a casa al lascia passare, Sono una ragazza semplice, determinata e solare. Ecco, quindi convincente, guardagli con lo sguardo fisso, magnetico. Li hai convinti secondo te? Si vedrà. Si vedrà, in bocca al lupo e buona continuazione.
Numero 9, Anna Pin, 17 anni, 1,70 m, arriva da Cappella Maggiore del segno dello Scorpione. Ben arrivata Anna, anche a te. Cosa fai nella vita? Studio all'istituto turistico. E da grande vorresti? Diventare giornalista sportivo. Ah, che bello, guarda, qui abbiamo un fior di giornalisti, abbiamo il Gazzettino di Venezia, il Gazzettino di Padova, salutiamo anche Michelangelo che è venuto a trovarci, se dovesse servire una giornalista sportiva, ce l'abbiamo, eccola qua. Come ti descrivi a questo pubblico? Mi descrivo umile, determinata e molto positiva. Dietro vediamo un tuo video, tu sei un'appassionata di ciclismo, quanti chilometri fai quando esci in bicicletta? Beh dai, insomma non sono pochi, c'è anche chi per andare al supermercato poi è stanco. Ecco, complimenti, buona continuazione e in bocca al lupo. Grazie Anna. Numero 10, Vittoria Sandon, 16 anni, 1,70 m, arriva da Padova del segno dell'Acquario. Energetica che ci ha messo il nostro DJ Longo, bravo. Cosa fai nella vita, Vittoria? Studio economia e 2 lingue, inglese e tedesco all'Istituto Tecnico Calvo. Beh, allora salutiamo il pubblico in tedesco. Che gli diciamo? Hello. Wie geht's? Wie geht's? Ecco, come va? C'è qualche tedesco? Hello, wie geht's? Oh, danke schön. Willkommen in Kaule. Vedo qua dietro che tu fai uno sport particolare, Vittoria. Pole dance. Com'è nata questa passione? Guardando, cioè, in campeggio, lo scorso estate ho provato a fare una prova in campeggio e mi è piaciuto e quindi ho voluto prendere questa sfida. Che bello, bene, beh, allora in bocca al lupo, magari sai, può diventare anche ci sono anche le cose, delle gare di pole dance? Sì, ma non ho ancora Non è ancora. Beh, io ti auguro insomma di partecipare. Come ti descrivi a questo pubblico? Sono una persona solare, determinata e a volte anche un po' testarda. E allora che questa testardaggine ti dia la grinta giusta, buona continuazione a più tardi. Grazie. Grazie Vittoria. Numero 11, Irene Grandin, 16 anni, 1,73 m, anche lei di Caorle del segno del Cancro. Ghiaccio? Com'è andata? Ti tremavano un po' le gambe? Sì, la prima volta in passerella, però sei Esatto. soddisfatta? Sì, dai. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sono una ragazza simpatica, per Sì. me lo descrivono i miei amici, Meno male. umile e determinata. Qua dietro vedo che stai sciando. Cosa fai di bello? Mi piace sciare quando vado in montagna con la mia famiglia. Ah, bene. Fai solo questo sport o ne pratichi anche altri? Vado in palestra con la mia amica Anaïs. Ah, bene. La coppietta di Caorle vincente. Allora, come ti descrivi al pubblico? Appunto solare e simpatica, così appunto dico ai miei amici. Ma tu devi dirlo da te, no dai tuoi amici. Un aggettivo tuo. Permalosa. Ah, perfetto.
Negativo. Ma no, dai, un po' bisogna essere un po' permalosi nella vita, no? Va bene, Irene, buona continuazione, in bocca al lupo. Grazie. Numero 12, Elisa Fuser, 16 anni, 1,75 m, arriva da San Donà, del segno dello Scorpione. Come ti descrivi a questo pubblico? Mi descrivo come una ragazza semplice, determinata e anche solare. Cosa fai nella vita? Nella vita studio relazioni internazionali e marketing all'Istituto Leon Battista Alberti a Savona. E da grande vorresti? Da grande... Sembra un po' di essere a chi vuole essere milionario, no? Vediamo se dice la risposta giusta. No, diciamo che da grande non c'è un vero e proprio obiettivo, bensì tanti piccoli desideri di vari ambiti, insomma, che mi piacerebbe realizzare. Ah, bene. Allora io ti ho scelto una musichetta latina perché so che tu fai uno sport e balli latinoamericano. Sì. Allora facciamo partire la musica con il nostro DJ. Devi cambiarti? Allora, mentre lei si cambia, bene, allora vediamo se la nostra miss è pronta. Eccola qua, Elisa, vai! Vedi, ho detto di nome e di fatto Elisa, complimenti, anche io ho questo movimento di anca così, perché ho la gonna lunga non si nota. Complimenti, buona continuazione. Numero 13, Wiam Tanji, 18 anni, 1,75 m, da Piove di Sacco, del segno dell'Acquario. Vai Wiam! Dobbiamo dividerci il microfono, spegnetevi l'aspetto per favore, grazie. Ecco, dopo mi cambieranno la batteria. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa di amministrazione, finanza e marketing. E da grande vorresti? Fare l'avvocato. Fare l'avvocato, ci picchia. Quante lingue parli? 5. Ok, salutiamo il pubblico in qualche lingua? Ok, allora, prima di tutto in inglese. I speak English because I studied it in school and because I travel a lot. Ya también español porque ya también hablo español porque es un idioma que me encanta mucho. Je suis parle français parce que je l'étudie à l'école et parce que j'adore les filles marocaines. تنضرب العربية حيث والدي بيجيهم مغاربة وكنت نمشي نصيف في المغرب. E infine ovviamente parlo italiano che... Quella che ho capito di più era la penultima, anche voi, vero? L'arabo. La signora qui davanti in prima fila vedevo che era proprio attenta sulle ultime parole. Dico bene, William? Sì, è un po' difficile, tanto difficile. Insomma, sei molto brava, 5 lingue. In bocca al lupo e buona continuazione, mia cara. Numero 14, Arianna Michelin, 22 anni, 1,75 m, da Conegliano, del segno del Cancro. Eccoti qua, cosa fai nella vita? Sono un'addetta alle vendite in un supermercato. Ah, ti piace? Ti diverti? Sì, dai, divertente. Ma quando arrivano quei clienti, rompi, beep, che gli fai il sorriso o...
bisogna sempre sorridere. Brava, brava Arianna, come ti descrivi a questo pubblico? Solare, determinata e testata. Io vedo che qui dietro, mi sta venendo l'acquolina, ci sono delle fantastiche torte. Le fai tu? Perché il mio sogno è diventare pasticcera. Bene, qual è il tuo dolce preferito? La sacchera. La fai bene? Potevi portarcene uno però, Sono d'accordo, Anastasia tu devi fare la miss, la conduttrice ormai è andata, ma le miss no. Va bene Arianna, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie. Numero 15, Anna Tognutti, 19 anni, 1,78 m, arriva da Tarzo del segno dell'Ariete. Cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, io nella vita sono una studentessa di lettere moderne e ce lo condividiamo un pochettino, poi ti lascio parlare. Come ti descrivi a questa giuria? Mi descrivo come una ragazza sincera, sportiva ma anche un po' testarda. Nella vita che fai? E oltre a studiare ho preso parte anche a delle figurazioni in un film. Che bello, complimenti! Da grande qual è il tuo sogno nel cassetto che vorresti realizzare? Vedo che qui dietro anche tu ami la cucina. Sì, è una passione che mi ha trasmesso mia nonna e che ho coltivato comunque negli anni, ma allo stesso tempo mi piace anche sfilare, che questa è una delle mie grandi passioni. Bene. Grazie tesoro, buona continuazione e in bocca al lupo. Con la numero 15 Anna abbiamo concluso la prima uscita di presentazione, voti che hanno messo i nostri giurati dall'1 al 10.